Val d'Adige è la parte terminale della valle proprio dell'Adige, da dove nasce, fino alla chiusa di Ciareino, che crea una barriera naturale di chiusura verso la pianura. Questo crea anche un microclima diverso da quello che può essere il resto della provincia di Verona. È una terra che ha un'identità molto particolare, diciamo che siamo un po' racchiusi dentro in un bacino, questo ci limita forse, ma non dal nostro punto di vista, perché ci aggrega. Non siamo un territorio turistico, siamo un territorio in primis di agricoltura. Per fortuna, diciamo, la gente ha cominciato a riconoscere che il territorio è quello che vale. Uno dei motivi di orgoglio del nostro territorio proprio è la gente che è un po' il luogo comune, siamo contadini, siamo un po' all'antica, diciamo. Questo ormai non è più vero, anche se viviamo forse un po' all'antica, perché in questa valle la nostra prerogativa è di vivere ancora in maniera agricola. Voglio dirla agricola perché è un po' retorica che i contadini sono tutti all'antica e sono tutti, chiamiamoli vecchi. Non è assolutamente vero. È vero invece che in questi territori non siamo viziati dalla vita moderna, dai social, da quello che può essere un ambiente virtuale. Noi viviamo in un ambiente concreto e quello ci rende veramente felici e ci rende anche orgogliosi di rimanere qui. È difficile che un abitante di questa valle decida di andare ad abitare o in città o comunque in luoghi più affollati, ma anche più a ritmi di vita più frenetici.